Prima di iniziare con le notizie sul Napoli, non dimenticare di iscriverti al canale e lasciare il tuo mi piace su questo video per rimanere aggiornato su tutto ciò che accade alla nostra squadra del cuore. Insieme sosterremo il Napoli in tutte le competizioni e mostreremo la nostra passione per la maglia azzurra. Quindi iscriviti ora e attiva le notifiche per non perdere nessuna notizia dal nostro canale. Forza Napoli sempre! Il Napoli si avvia a vincere il terzo scudetto della sua storia. Il primo senza Diego Armando Maradona. Ne ha parlato l'ex attaccante degli azzurri, Nicola Amoruso, in una intervista ai microfoni di Tutto Mercato Web. Per perdere lo scudetto al Napoli dovrebbero succedere cose impossibili. Si appresta a festeggiare un titolo che va a chiudere il cerchio di un lavoro importante da parte della società. Sono contento per la società e una città che ha aspettato questo momento per tanto tempo. Punto. Quanto vale oggi Kvaratskhelia? È un giocatore unico, di quelli che fanno la differenza. Faccio una previsione, mi aspetto l'assalto della Premier. È uno di quelli che cambia gli equilibri di una partita. Sorprende che sia entrato subito nei meccanismi della squadra. Appunto, sulla Juventus. Riesce sempre ad essere lì, a galla. Mi auguro che possa venire fuori pulita dalle vicende extracampo, ma mantiene sempre il suo DNA, nelle difficoltà riesce sempre a trovare la boccata d'ossigeno per essere la Juve di sempre. Senza la penalizzazione sarebbe la squadra più vicina al Napoli che ha fatto un grande lavoro, ma questo distacco è un fallimento di tutte le squadre che rincorrono. Punto. Ci piacerebbe sentire i tuoi pensieri nei commenti qui sotto. La tua opinione è estremamente preziosa per il club e per i suoi tifosi. Presto vi daremo notizie più aggiornate sul Napoli.